Dall'epidemia dell'HIV alla riproduzione di organi in miniatura. Tanti temi affrontati durante la seconda giornata del World Health Forum Veneto, a Padova, per 3 giorni dedicati all'evoluzione delle scienze mediche e delle tecnologie. Scienziati ed esperti raccontano le loro scoperte, quelle più significative per il miglioramento generale della vita. Tra queste l'uso degli organoidi, cioè la riproduzione in vitro di organi umani, realizzati utilizzando le cellule dell'organo originale. Possono essere in teoria replicati qualsiasi organi del nostro corpo. Quello che noi facciamo invece è che riproduciamo essenzialmente il cervello, in miniatura, se così possiamo chiamarlo, e da questo impariamo quello che normalmente sono i processi fisiologici del cervello, ma anche studiamo, in particolare con dei contributi genetici che riguardano pazienti con autismo, che cosa va storto a livello molecolare, che cosa non funziona come dovrebbe. Utilizzati in diversi campi della medicina, a Londra in particolare in neonatologia, riproducendo ad esempio i polmoni dei bambini ancora non nati per scoprirne in anticipo il funzionamento. Potremo essere in grado in futuro di dire ai genitori come quel polmone funzionerà una volta che il bambino è nato, perché per esempio i polmoni non funzionano prima della nascita, perché la placenta dà al feto che si sta sviluppando l'ossigeno e tutti i nutrienti di cui ha bisogno, per cui il bambino inizia a usare i propri polmoni solo alla nascita, quando fa il primo respiro. Ecco, siamo in grado adesso di capire come questi polmoni funzionano già prima della nascita. Gli organoidi, come spiegano gli esperti, sono strumenti fondamentali per il futuro della medicina. Un uso più frequente renderà possibile testare le terapie direttamente sulla piccola copia dell'organo. Il World Health Forum continuerà per tutta la giornata di sabato con nuovi temi innovativi per un futuro sempre più all'avanguardia. Si andrà nel dettaglio di come si possono impiegare i virus per curare il cancro, quindi si parlerà di cancro ancora intrattabile come il tumore, il glioblastoma, che è un tumore cerebrale, o del carcinoma del pancreas, che sono tra i tumori ancora meno suscettibili alla terapia, anche quelle avanzate. Ecco, come domesticare un virus per attaccare solo le cellule tumorali e non le altre.